contentissimo questa sera. Veramente, non so, adesso poi ci diranno i nostri ospiti se c'è mai stato uno studio così pieno di questa, chiamiamola, ma non si può neanche dire federazione, parliamo di CIP e quindi i CONI degli sport paralimpici. Un applauso al CIP, Comitato Italiano Paralimpico, avevamo pronunciato. Abbiamo anche i rappresentanti della Federazione Italiana Cronometristi, un applauso, continuiamo con l'applauso a loro. Ecco, abbiamo faticato non poco a organizzarci nello studio, quindi intanto ringrazio i nostri ospiti perché hanno avuto la pazienza anche di, insomma, di salire sulle pedane eccetera. In effetti l'abbiamo visto anche in uno studio, c'è qualche problema quando non ci sono le strutture adeguate per ospitare le persone con la carrozzina. Allora, dobbiamo correre anche questa settimana. Perché abbiamo tantissimi ospiti, tanti campioni da presentare. Allora, io comincerei però dal presidente regionale, Ruggero Vinnai. Un applauso a Ruggero. Ciao Ruggero. Allora, Ruggero, tu hai seguito tutta la storia, la trafila, diciamo, degli sport, io dico per gli enormemente abili, non per i disabili. E quindi tu hai seguito, hai fatto una tua carriera, hai anche una parte della tua attività lavorativa dedicata, diciamo buona parte dedicata appunto alla costruzione di carrozzine eccetera, quindi sei una persona che sa tutto quello che c'è in questo mondo sportivo. Ieri sera abbiamo visto i festeggiamenti dei 100 anni del CONI, abbiamo avuto anche un piccolo spazio dedicato al CIP, anche se diciamo esclusivamente individuato, quel grandissimo campione che peraltro è Alex Zanardi, però abbiamo capito, e tutti l'abbiamo visto, che quest'anno le Olimpiadi di Londra, le Paralimpiadi di Londra, sono state un evento seguito moltissimo. Allora, cos'è cambiato oggi nell'approccio delle persone che vedono lo sport dei disabili? Beh, credo che il nostro movimento negli ultimi anni ha avuto un successo esponenziale notevole. Come hai detto te, che quando è iniziato 30 anni fa circa lo sport disabili, mai si sarebbe pensato che oggi fossimo qui in televisione, mai avremmo pensato di avere poter raggiungere certi livelli e certi risultati. Risultati non solo agonistici, ma direi culturali. Questo è molto importante perché credo che il nostro movimento sportivo ha contribuito moltissimo, ecco, non una cosa indifferente per quanto riguarda la crescita culturale, proprio perché, come hai detto te, se 2012, Londra 2012 è stato seguito di più le Paralimpiadi piuttosto che le Olimpiadi, vuol dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo, cioè una cultura a livello nazionale presso la popolazione notevole. Fino a qualche anno fa c'era la vergogna di chi era disabile e di chi aveva un disabile in famiglia. Certo. Oggi non è più così. Era un po' un ripiego fare lo sport tanto per tenerla impegnata. Oggi si guarda il gesto atletico, che è importante. Oggi fanno attività agonistica, ci divertiamo e ancora di più divertiamo perché le nostre attività sono molto seguite, come appunto Londra 2012. Grazie Ruggero. Alessandra, abbiamo un'altra Alessandra. Un'altra Alessandra e del nuoto, quindi sono dei nostri sport. Non guardatemi ogni volta, io ho fatto nuoto, lo so che adesso potrei fare la boa e basta, però quando ero piccolo nuotavo. Prego, Presidente. Alessandra Pellegrini, delegata regionale della Federazione Nuoto Paralimpici. Grazie Alessandra. Allora, Alessandra, il nuoto è una di quelle discipline che abbiamo diciamo, cominciato a vedere anche nei sport disabili, dove abbiamo anche nel Veneto, Padova, abbiamo avuto grandi risultati a livello nazionale e internazionale. Anche lo stesso Alessandro ha avuto i suoi risultati. Ecco, com'è questo sport? Sì, vabbè. Piccolo, sì. Sì.
Beh, io ti parlo a livello regionale, noi abbiamo 2 nostri atleti nazionali che hanno già partecipato alle Paralimpiadi europei e mondiali, quindi abbiamo comunque atleti veneti a livello internazionale e competitivi a livello internazionale. Il nuoto comunque è uno sport molto duro per una persona con disabilità. Bisogna veramente amarlo perché porta dei sacrifici, ma credo che sia... Spero che il nuoto all'inizio sia anche molto utile per superare certe condizioni. Sì, esatto, no, magari fisiche, all'inizio del peso, tanti approcciano al nuoto come terapia riabilitazione, quasi. esatto, Riabilitazione. sì, perché comunque fa bene. Certo. E poi se uno si appassiona c'è la possibilità di entrare a fare agonismo ed essere competitivi. Ale, ci sono tutte le... Beh, gli con lei stili. ci abbiamo nuotato tante volte sì. assieme in corsia con Poi te ne Alessandra. parla nuoto, no? Perché lei è brava. Sì, a ma io e nuoto. lei ci conosciamo. Ci conosciamo Ascolta, bene. ci sono tutti gli stili, tutte le Sì, sì, gare, sì, ci sono categorie, tutti quanti gli stili, stile libero, dorso, farfalla e Tu rana. facevi rana prevalentemente. Io facevo però la rana perché quello- ero ranista, ma facevo anche i misti, i 200 metri misti. Ero ranista e mistista. Bene, allora passiamo invece a Un altro campione? un altro super campione, perché scusate, una medaglia d'oro alle Paralimpiadi e di bronzo anche, se non ricordo male, individuale. Presentiamo Oscar De Pellegrini. Tiro con l'arco, Oscar, grande. Consigliere anche federale della Fittarco. Sì, perché qui abbiamo Fittarco e si dice che il tiro con l'arco sia una delle discipline in cui non c'è differenza da chi è seduto, chi è in piedi, eccetera. Sì, hai detto... Quindi tu puoi gareggiare con chiunque, Con chiunque, giusto? esatto. Il tiro con l'arco, il bello o la parte affascinante del tiro con l'arco è proprio questa, che è una delle uniche discipline che permette questo, cioè mette tutti gli atleti sulla linea di tiro con un unico regolamento, con un'unica possibilità, unica attrezzatura, e quindi alla fine chi è più bravo, chi colpisce il centro di quel bersaglio posto a 70 metri può andare avanti. Quindi è tutto uguale, l'arco, abbiamo avuto quando 2 settimane fa, 2 settimane fa, tiro con l'arco. fine maggio. Tutto uguale, io personalmente ho fatto parte per anni della nazionale Fittarco, ho avuto la fortuna di partecipare anche dalle gare internazionali e anche avere l'opportunità di almeno mettermi nella qualifica anche potenzialmente per un'Olimpiadi. Non ce l'ho mai fatta, però se pensiamo alla nostra atleta veneta Paola Fantato, è una delle poche atlete al mondo che nel tiro con l'arco ad Atlanta 96 ha partecipato sia alle Paralimpiadi e poi alle Olimpiadi, quindi una disciplina veramente per tutti che ti mette nello stesso piano, ti permette di confrontarsi con tutti, quindi questo oltre al gesto atletico, oltre allo sport, si fa veramente conoscere questo mondo che la nostra società insomma a volte crea molti pregiudizi o mette in disparte, ma credo che attraverso lo sport, che è veramente un grande mezzo di integrazione sociale, di inclusione sociale, possiamo veramente fare ulteriori passi. Come l'ha detto prima il Presidente regionale, credo che se siamo qua stasera, se il nostro movimento si è così rafforzato in questi anni, merito di tutti questi atleti, credo che veramente possiamo fare ancora tanto, perché non è la barriera architettonica che fa paura, è la barriera mentale. Quindi attraverso lo sport è tutto un mondo che possono poi da traino avere benefici. Tu eri a Roma alla festa del CONI? Sì, io ero a Roma lunedì, non ho potuto fermarmi ieri sera, ma sì. Ecco, io è già qualche giorno che si sentiva che questi 2 sportivi del secolo, Sara Simeoni e Alberto Tomba, sono stati selezionati e scelti da... Ecco, non entro nel merito, in particolare di Alberto Tomba, però sulla Simeoni credo non abbia niente da dire. Su Alberto magari qualche comportamento così non è stato sempre così limpido, ma nulla da dire perché la gente ha scelto. Però credo che si dovesse premiare, non so se voi siete d'accordo, ero Silvana Santi che annuisce, si deve premiare in assoluto quella che è anche una prestazione di vita, non solo sportiva, eccetera. E mi viene in mente che, per esempio, negli altri sport non c'è nessuno che ha vinto la maratona e i 100 metri. Facciamo un applauso al Vise De Vidi, per esempio, giusto per rimanere il nostro ambito. Allora, voi che siete altrettanto medagliati olimpici, sarà un giorno in cui l'atleta del secolo sarà un atleta della disabilità, una persona con disabilità?
Ma guarda, io me l'auguro come tutti noi qua, però se vediamo come è stato formulato questo premio, è stata la popolazione, la società che ha poi cliccato sul nome della persona che magari più gli è piaciuta per meriti sportivi o per comportamenti o anche per così, perché è simpatico. Quindi alla fine non è che possiamo sindacare su questo, sono emersi loro due, uno sicuramente la Simeoni per meriti sportivi, Stompa forse per la simpatia e anche e soprattutto per i risultati che ha avuto. Io non metto in secondo piano Beghe, se pensiamo negli anni 90 ha portato la disciplina dello sport invernale, quindi i sci, a livello del calcio, cioè eravamo Certo. tutti incollati davanti alle TV, quindi sarà un personaggio particolare, ma insomma credo che per lo sport sia veramente un grande traino. Dopo, un domani non è detto che con la crescita culturale, con la crescita che possiamo avere attraverso lo sport, dove abbiamo la possibilità di unire questi due mondi, perché lo sport è veramente un mezzo fantastico. Se pensiamo che tutte le domeniche in diversi campi di gara, movimento olimpico e paralimpico, si incontrano, si conoscono e poi crescono insieme, questo è il bello. Magari noi siamo qua a spendere delle parole, a cercare di migliorare ancora e di crescere, magari un domani qualcuno ne avrà beneficio, quindi questo è il nostro obiettivo. Bene, andiamo a conoscere Un altro campione. un'altra grande esperienza, Andrea Borgato, Campione paralimpico campione di tennis paralimpico tavolo. di tennis tavolo. Sai che la settimana scorsa abbiamo fatto una trasmissione, Andrea, sugli sport della racchetta. Quindi avevamo tennis tavolo, squash, tennis, paddle, badminton, eccetera. Ecco. E in effetti, sia con la trasmissione Tiro con l'arco, che l'amico Francesco Bortolami ti aveva chiesto di venire, ma eri fuori, quindi ci fa piacere. Sei venuto oggi per Andrea, avevamo parlato anche delle tue grandi, anzi proprio un signore è venuto e diceva che noi aveva sentito che c'era sport del chip, no? Ecco, quindi Andrea, insomma, che esperienza è? È uno sport che è veramente un po', è proprio un gioco, insomma, il tennis tavolo, no? Siamo un po' abituati a vederlo, si faceva ai miei tempi nei patronati, eccetera. Tu com'è che sei arrivato a questo grandissimo risultato? Beh, io prima dell'incidente ho giocato da ragazzetto appunto nei patronati, ho fatto qualche anno in società, quindi è uno sport che mi è sempre piaciuto. E poi ho avuto la fortuna dei contatti tramite Unisport di Rovigo, Renzo Badiali e successivamente l'H81 di Vicenza, di trovare un allenatore, Giovanni Bruttomesso, molto competente, che è riuscito a portarmi a livello molto alto. Naturalmente c'è il mio impegno, la mia forza, e la voglia di raggiungere risultati, però devo ammettere Perché poi che... insomma anche il tennis tavolo c'ha movimento, c'ha molto dinamico, quindi c'è una fatica in più, voglio dire, impegno. Sì, io posso dire che dal punto di vista fisico, di forza e di equilibrio mi è servito molto. Io ho guadagnato molto per quanto riguarda l'autonomia e per quanto riguarda l'equilibrio, insomma, alcuni aspetti della vita che chiaramente sono riuscito a migliorare e a superare alcune difficoltà. Bene, facciamo un applauso. Facciamo vedere il microfono per Antonella. Ti passo il microfono. Antonella Munaro, ti diamo un microfono. Antonella dobbiamo ringraziarla perché assieme a Ruggero è stato il nostro gancio, come si suol dire, noi per organizzare le trasmissioni. Abbiamo sempre Dobbiamo per forza avere qualcuno mano. che ci aiuta, perché per quante mail che si mandino eccetera non si riesce a fare gli inviti. Però sono stati molto bravi. Ecco, Antonella, devo dire che il tuo azzurro dei capelli è un po' sbiadito, so che mi guardi male, ma so che ti stai preparando, poi ne parliamo anche con Lucia. Stai preparando un evento a breve, giusto? Che sarà a Padova, 25, 26, 27 e 28 di giugno. 4 giorni di evento. No, 31, 32 giugno. No, il 28 e il 29 giugno faremo i campionati italiani FISDIR dei ragazzi con disabilità intellettiva di atletica leggera. Avremo 200 atleti dove faranno tutte le discipline, dai 100 metri ai 1500, quindi 5000. di atletica, e quindi sono tutte le gare di atletica. Tutte dai 100 metri al salto in alto, salto in lungo, le staffette, di tutti i ragazzi con disabilità intellettiva. Quindi non con la carrozzina, ma con la corsa. I disabili, i ragazzi con disabilità intellettiva. Ecco, da tutta Padova Italia. sta già ospitando eventi importanti di questo tipo. Beh, abbiamo organizzato con la Maratona del Santo, già a suo tempo abbiamo avuto carrozzine, abbiamo fatto vari campionati italiani, poi noi come federazione, come FISPES, abbiamo fatto come Aspea Padova, campionato italiano di atletica per ragazzi in carrozzina. Quest'anno per la prima volta facciamo il campionato italiano ragazzi FISDIR, che non è
mai stato a Padova, e questo è un evento secondo me importante da pubblicizzare, e con l'aiuto tuo e della televisione, della Padova Net, se ci puoi dare una mano a far venire gente questi 2 giorni. Questo va fatto un minimo di appello. Come si chiama quella signora che mi ha mandato tutti i la Lorella Benetazzo, che sì. salutiamo. Ecco. Facciamo un applauso a Lorella Benetazzo, perché si è veramente tanto impegnata e ci ha chiesto come facciamo a portare pubblico negli spalti all'Arcella. L'Arcella ha 500-600 posti, 1000 posti, non è che sia difficile, ma basta dire che queste attività, l'abbiamo detto adesso, sono belle anche da vedere, c'è agonismo, c'è passione, premiamo tanto quelli che arrivano un po' trafellati eccetera. Qui sono dei ragazzi che fanno uno sforzo, una fatica non indifferente, sono molto più bravi di quelli che insomma gli verrebbe anche più semplice. Ma anche perché loro che possiamo vedere. Certo. Ma appunto sono 2 giorni bellissimi secondo me da vedere. Questi ragazzi si allenano quasi tutti i giorni, si allenano come i ragazzi normodotati, cioè fanno la stessa fatica che fa un atleta normodotato. Dunque non direi trovare tanto la differenza, cioè loro si allenano con la stessa tecnica dei ragazzi. Allora direi in questi 2 giorni, il 28 e il 29, se a Padova volete venire a vedere, ci sono i campionati ad Arcella del FISDIR dei ragazzi con la disabilità intellettiva. Che è uno dei luoghi sacri. Abbiamo Silvana Santi che in quella stadio di atletica ha passato. Facciamo un applauso a Silvana perché è uno dei punti di riferimento dello sport non solo padovano. Adesso ha questa nuova vita e la vedo anche quasi più serena, vorrei dire, di come ci conoscevamo prima quando seguivi altre cose legate al mondo della disabilità. Allora ci vuoi raccontare un po' cosa ti ha appassionato di questo mondo? Intanto io sono onorata oggi di essere qui con voi perché ci sono tutte queste discipline paralimpiche per cui c'è la possibilità anche di conoscere tanti altri atleti, ma la cosa che mi ha sempre appassionato dell'attività disabili, ogni tanto qualcuno me lo chiede perché io seguo così intensamente queste attività. Io gareggiavo ai tempi di Sara Simeoni, abbiamo la stessa età, ieri sera mi è piaciuto tanto vederla vincere in una manifestazione del genere. Mi è dispiaciuto non vedere un po' più, diciamo, da vicino gli atleti in carrozzina su quel anche perché palco. C'era De Vidi, c'erano ma io ho una stima incondizionata di Alvise De Vidi e quindi trovavo che fosse stato magari Bonoli se aveste parlato 2 minuti di meno, ma che avessero mostrato, fatto vedere e parlare De Vidi e magari, perché no, anche una ragazza in carrozzina. Detto questo, ai tempi appunto di Sara Simeoni eravamo in nazionali assieme negli anni 70 a Cagliari, ex Jugoslavia e Francia. Io facevo gli 800 metri e siamo stati ospitati a Cagliari all'Istituto San Camillo, che esiste ancora adesso, dove tutti i ragazzini disabili della regione allora li ricoveravano in questo grande centro bellissimo. E tutti ci siamo innamorati di questi ragazzi, siamo stati lì 3 giorni, alla fine i ragazzini hanno pianto quando siamo venuti via, abbiamo pianto anche tutti noi. E io mi ero prefissata, se rimanevo nell'ambiente dello sport e magari facevo anche l'organizzatrice, visto che l'ho fatto per 40 anni, in qualsiasi manifestazione io ho sempre messo una gara di atleti disabili. Io ho fatto 40 anni la dirigente nell'atletica leggera e il primo a calcare la pista dell'Euganeo è stato proprio il presidente del CIP, Ruggero Vilnai, ragazzino, bellissimo ragazzino giovane che calcava le piste. Che è brutto adesso, del no? Colbachino. Adesso ha la barba, i capelli bianchi, però diciamo è stato veramente un alfiere in quella. Quindi mi è sempre piaciuto portare nell'ambito quello che era il mio sport, la disciplina dell'atletica leggera, atleti diciamo disabili. Quando ho finito la mia carriera di lavoratrice, adesso mi sto riposando, nel centro Civitas Vite della Mandria, grazie alle grandi strutture messe a disposizione,
e alla costruzione di un palazzetto dello sport, abbiamo fatto i primi passi nell'organizzare i raduni di atleti dell'atletica, del rugby. Abbiamo organizzato il primo, assieme ovviamente alla FISPES e al CIPE Veneto, il primo campionato italiano di rugby in carrozzina, ed è stato un grande successo perché ovviamente questi ragazzi, che sono tra l'altro anche molto gravi, hanno fatto una cosa veramente straordinaria, incredibile, e ha avuto un seguito, una vasta eco, con la presenza poi del testimonial di Mirko Bergamasco. Ma poi la cosa è piaciuta tantissimo, la struttura diciamo, si è prestata a queste iniziative, e la FISPES nazionale, che organizza le attività minori per quanto riguarda i disabili, farà tappa fissa a Padova per quanto riguarda i raduni dell'atletica. Il centro federale. Il centro federale, grazie anche al nuovo Pala Indoor, al Colbacchini, alla vicinanza di Abano. E quindi organizzerà i raduni degli amputati in carrozzina, sempre dell'atletica leggera, e anche delle bocce. Le bocce, anche questi ragazzi sono celebrolesi molto gravi, però è data anche loro la possibilità di giocare, di fare un'attività sportiva, e anche questi ragazzi possono fare le Olimpiadi. Ma la cosa più bella che riesco a fare non impegnata nel lavoro, portare avanti il discorso per quanto riguarda l'integrazione delle attività disabili, anche la cultura, come diceva prima Ruggero Vilnai, si sta facendo molta cultura dell'attività disabile. Io mi auguro che magari chi ci ascolta, le famiglie che vedono questa trasmissione, di avere più coraggio a portare i giovani, a portare i loro figli che hanno delle purtroppo menomanazioni sia intellettive ma anche fisiche, a portarli fuori di casa e portarli a fare qualche disciplina sportiva. La cosa bella che faccio in questo momento è portare avanti il discorso del Panathlon di Padova, dove è unico in Italia che da sempre, da 14 anni, fa cultura dell'integrazione dei disabili. Con Mario Turrisi, che non è più tra di noi, ma a cui facciamo un applauso. Bravo. Dobbiamo dare la linea pubblicità. Silvano, dobbiamo dare la linea pubblicità. Certo, Fabio Presca per primo, Mario Torrisi purtroppo da un anno non c'è più, e quindi io ho dovuto, diciamo, grazie sempre al Panathlon, ho dovuto prendere in mano la situazione, e ti dico che mi è piaciuta tantissimo. Insomma, ti sta dando soddisfazione? Mi sta dando molta soddisfazione, perché andiamo nelle scuole. Dobbiamo chiudere, Silvana, perché abbiamo i tempi precisi. Dobbiamo dare la linea alla regia. Grazie, poi casomai approfondiamo. Linea alla regia per la pubblicità.